Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Vai, siamo arrivati. Siamo all'Elizabeth, una serata pazzesca. Ma Elizabeth è un nome che tira oggi, no? No. La regina, sì. Noi che di solito siamo imbucati. Che di solito non siamo glamour, diciamo. Sì, di solito ci imbuchiamo, non paghiamo il biglietto perché l'imbucato si sa che si imbuca. Stasera io l'ho pagato il biglietto, l'ho comprato. Bugiarda, non è vero. Siamo ospiti. L'ho pagato quanto c'è. Sì, abbiamo un biglietto, l'ha rifilata qualcuno. Il biglietto perché la serata... Dall'altra parte. La serata no, è seria. La serata dell'Inner Wheel che sono le mogli dei rotariani e per l'AIRC, una serata di beneficenza, non solo AIRC, anche tante altre attività benefiche. Noi stasera il biglietto lo abbiamo pagato, perché quando c'è beneficenza non c'è imbucato che tenga. Andiamo. Ma non è una coppia questa! Che ci fate qua? Ma cosa mangi? È un'ottima trofia pomodorino, cucinata veramente bene. No, a Cosenza si dice ciofia, no trofia. ciofia? Ciofria. Diventa cibo. Tu non sei cosentina, come si chiama? Dice trofia. Da lei che è lucana si dice trofia. Sì, ma lei non è sua moglie, hai notato? Stavano in Ah, non è? C'è un avvicinamento? È casuale. Ah, è casuale. Comunque, Ma lei non è neanche... ma lo so, E dillo di dov'è. è lucana. Lucana. Visto. Buona serata. Stupenda. No, io a queste bonazze non ci voglio stare, devo essere sempre... Guarda qua, non Ma guardare si il stai facendo una telefonino. diretta? Stavo facendo una foto. E dopo la fai. Andiamo. Ma ti sei Qua no. fermato. Mm. Non ci piacciono. Ma- Ti vuole i giovani. Non c'è molta allegria. Andiamo. La Mazzuca, la Stefania, la scintillante Stefania Mazzuca, benvenuta. Solo tu potevi costringermi. Ma Lo che sai carina. non amo la telecamera. È vero. Ma stasera è una serata particolare. Una serata scintillante. Ma tu sei bellissima, Grazie. elegantissima come sempre. Grazie, e tu sei splendido come sempre. Che carina. Sai che ci sono parole. I love you, baby. Tutta infiorata! Oh sì, perfetto! La Patti è qua! Per beneficenza o per cercare un fidanzato? Per beneficenza! Beh, se trova un fidanzato fa beneficenza come? Loro sono il nostro fan club, questi due ragazzi sono stati i primi nostri fan da subito. Pasquale, prendi me! Siete bravissimi, Ginevra, vabbè, la più bella di Cosenza, poi Claudio, bravissimo. Non bello! È anche bello.
habla italiano. Habla spezzianese lei. Hablo solo español. Yo soy de Valencia. Vivo en Valencia. Mi piace la lingua di He Valencia. venido a una fiesta contenta. Valencia. Bene, España, España. Spagna, brava. Si parla da loro, guarda. Sono più bella io, sono più È bella. vero, è vero. E abbiamo beccato una coppia, perché qua sembra che sono tutti scoppiati, ognuno si fa i fatti suoi. Voi invece siete sposati. Da quanto? E sono 20 anni. Sicuro 20. Non è saltato qualcuno. No, non ci sono tutti, forse qualcuno in più. E che giorno ti sei sposato? 4 gennaio, Sa tutto, si ricorda tutto. Innamorati come il primo giorno. come il primo giorno. Madonna, che dichiarazione d'amore. Bisogna vedere come eri innamorato il primo giorno. L'amico venito a scuola. Oh, che bell'uomo. Ma che tessuto che hai? Dove l'hai preso? Come va? Benito? Tutto a posto. Una Tutto bene. bellissima festa organizzata in una maniera eccellente. Ginevra è stata sempre splendida. Io passo sempre davanti le sue vetrine e lui mi guarda sempre, devo dire la verità. Figurati. Le donne vanno sempre guardate. Certo. Non è vero, moglie, non mi guarda, scherzate. Abbiamo la presidentessa Isabella Nitti. Dammi il microfono, complimenti per la festa, che è veramente bellissima, un sacco di bella gente, tutti professionisti affermati e serissimi. Isabella, la regina della serata, per una sera, adesso te lo faccio dire, per una sera non sono io la regina della festa, ma Isabella Nitti, presidentessa dell'Innerui. No, la festa è di tutte le socie, di tutte le persone che sono intervenute, che gentilmente hanno accolto il nostro invito, perché comunque è una serata di beneficenza, quindi grazie a tutti. Dammi il microfono, dammi il microfono. Oggi complimenti alla baronessa Ezza. Siccome la baronessa non ha complimenti, ma è stupenda, elegantissima, e poi, signori, ha 4 bracciali. Uno me lo devi dare a me. No, i bracciali sono tutti miei, questi sono... Guarda Claudio, ti dico una cosa, se non fosse per gli sponsor io stasera sarei nuda, perché non sapevo proprio cosa mettermi. Fammi un'inquadratura sexy, Pasquale. Già faccio. Voglio fare come quelle della televisione, la televisione così nazionale. E andiamo a ballare. Bravo, devo dire, ma soprattutto bello. Ma buono, diciamolo. Ma buono, buonissimo. Grazie, Come ti chiami? Giacomo, E tu fai il DJ da quando? da una quindicina d'anni. Addirittura. Sì, Ma sei di Cosenza? sì, Cosenza. Fai sport, fai molto sport. Sì, diciamo un po' di palestra. No, si vede. Ma che voce ha? Che voce ha? Ma hai una voce tenorile, baritono. Senti, è testosteronica questa voce. Sexissimo. Ma hai adocchiato qualche bella ragazza? Perché sono... Ma tu sei fidanzato? Io sì, sono fidanzato, sì. Ciao, buona serata, ciao. Andiamo.
divertendo? Tantissimo. Tanto! Ma sei in compagnia della moglie? Mia moglie. Come va? Bene, bene, mi sto divertendo molto. La Maria! La mia amica del cuore! Come va, Maria? Very, very good. Guarda come sei! La vetere! Lei balla benissimo. Ma stavi ballando come non mai? Sì, ho voglia di ballare. Mi piace questa musica. Mi piace molto che ballano con la borsetta. Abbiamo una cantante. Lo sai che canta? Sì, l'ho vista cantare in un'altra puntata dell'Imbucato, lei canta! La Felicita Ginnante. È arrivata adesso. Ma mettiti qua un attimo. Lei è arrivata adesso, la regina. È arrivata adesso. Adesso. Ma come mai arrivi sempre in ritardo? Perché me la prendo comoda. Hai capito? Che le belle donne si fanno aspettare. Ma non l'hai baciata la volta scorsa, mi pare? La volta scorsa sì. È finita la Però... Bacio io adesso. No, però tu mi metti lo stesso. No, no. Bloccatevi. Guarda che carini loro tre. Tre ragazzi giovani come voi. In una festa, devo dire, bellissima, con gente bellissima, ma un po' âgée. Ma che ci fate qua stasera? Vogliono fare moda, è vero? Sì, è vero. Ci proviamo. Io già lo so, hai capito? Come ti chiami tu? Alessandro. Andrea. Simone. Ma vieni qua, botta di piombo. Vuole provare a Pasquale, no? Pasquale è sposato, vieni qua. Proviamo a farli sfilare. Mo vi metto alla prova, mettetevi là. Ma che bella idea, la baronessa Saez. Avanti. Lei dirige. Carini, grazie. Che mo sfila lei? Prego, guardala. Ma hai capito? Ti devo chiamare Snaomi, la Snaomi. Lei è la più bella, non me ne vogliono le altre, ma la più bella ragazza della serata è lei. Io l'ho vista dall'inizio, come sono entrata ho detto, è lei la più bella, ti chiami? Elvira. Madonna Elvira, sei bellissima. Ma anche a te faccio la stessa domanda degli altri ragazzi. La serata è un po' âgée, per così dire, c'è gente di una... No, più grande. Tu cosa ci fai qua stasera? Sono con mia mamma, però è divertente la serata. Io ho incappato un ragazzino mo, che non sono un maniaco. 14 anni, guardate che look. Come ti chiami? Matteo Ferraro. Dalla telecamera. Sì. 14 anni, Matteo, tu studi. Sì, studio al liceo classico Bernardino Calesi. Ma a te piace la moda? Sì, abbastanza. Lei è bellissima. Come ti chiami, scusa? Elvira. Elvia, è stupenda sta ragazza. Che abbiamo beccato il boss delle notti cosentine, Gianfranco Cundari. Buonasera a tutti. Complimenti sempre, i locali stupendi. Vi ringrazio, io cerco di dare il massimo. Ma stringi. Ma senti lei, Soddisfatto della serata? Bellissima.
complimenti a chi l'ha organizzato. Penso che il locale merita questa serata. Chi ho con me? Un numero 1, Sergio Mazzuca. Lei subito. Complimenti, bella festa, bella gente, complimenti, una città bellissima, Cosenza, bene, bene. Filosofo lui. La movida incalza fino all'alba, bella gente in giro, si balla, si beve, si mangia, si diverte, complimenti all'amministrazione, complimenti a Cosenza, complimenti alla Calabria. Ci siamo seduti, ci siamo assalottati. Come va la serata? Bene, bene. Ah, il ballo l'abbiamo fatto. Come stai? Bene, bene. Bella serata, complimenti. Complimenti a chi li ha organizzati. Agli organizzatori soprattutto. Io sono curiosa di sapere una cosa. Queste serate viene spontaneamente o sua moglie la costringe? No, io vengo perché fa piacere ad entrambi. Venire, stare con gli amici, incontrare belle persone, è un'occasione per ci si isole. Stasera è venuto spontaneamente. Che ci fai? Che ci faccio qua? Non lo so. Ti sei venuta a divertire, una festa. E poi è una festa importante. Ma lei è una godereccia, è una montana, è una che si diverte, va ai concerti, io la vedo sempre, a noi ci piace la donna che sa divertirsi, ci piace molto. È finito lì. Finita la puntata, finiamo con loro. Con questi bellissimi ragazzi che fanno sempre da cornice. Ma io sono fidanzata, Claudio, non posso... Ancora non è fidanzata, Francesco, guarda che è tutta una recita che fa. Adesso noi abbiamo finito la puntata dell'Imbucato, ma la serata non finisce qua. Per Claudio è appena iniziata, per me pure perché vado a ballare. Alla prossima. Buona serata, grazie, ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.